Mister Mauro Zironelli 3-0 in casa del Calvino Ale in una gara tutto sommata, controllata dal primo all'ultimo minuto. Sì, siamo stati veramente bravi oggi a essere intensi, a fare delle belle giocate. Siamo andati in vantaggio dopo aver colpito l'incrocio con Fornari e subito dopo ha fatto gol, quindi bene come approccio, come sempre, nel senso fuori casa abbiamo un trend che credo che abbiamo superato anche qualcuno che è davanti, quindi sono contento perché arriva giusto questa vittoria prima della sosta, ci tenevo che i ragazzi chiudessero con una vittoria, peccato perché per il momento che stiamo bene, però hanno bisogno di rifiatare tutti quanti e di conseguenza ben venga questa sosta per poi fare 7 settimane a tutta birra. Mister, quarta vittoria consecutiva in trasferta, però è un dato che non può essere casuale. Eh no, però dai, inutile che continuiamo a dire le solite cose. Sono contento perché la squadra adesso in casa e fuori gioca con lo stesso spirito, con lo stesso coraggio e è quello che mi interessa. Ho visto un buon pressing ed è la cosa che è più importante per avere la coordinazione tra i giocatori che vanno in avanti, è quello che chiedo sempre e si rendono conto anche loro che fanno meno fatica, quindi contento per quella coordinazione che hanno trovato tra di loro e a questo punto si devono divertire e cercare di fare più gol possibile per divertirsi loro prima e il pubblico poi. Mister, tutti bravi, è ovvio, la gara l'ha detto, però una menzione particolare. Benomio, classe 2006, primo anno tra i grandi, anche oggi voglia, carattere, cattiveria. Te Sì, lo aspettavi così? sì, avevo visto subito quest'estate, poi non gli ho dato tanto spazio perché aveva bisogno di capire tante cose, però lui ha dimostrato, è partito bene nel girone d'andata, poi ha avuto un attimo di flessione, ma con lui anche tutti gli altri giovani stanno facendo un grande campionato, però lui comunque ci dà quel tempo di andare in pressione che permette alla squadra di salire molto e quindi è veramente instancabile. Non per niente lo chiamiamo il bulgaro perché non finisce mai le batterie e va come un missile, quindi deve continuare così. È un giocatore che se resta umile come lo è e determinato potrà fare una bella carriera.